Ben ritrovati dalla redazione. Una pistola custodita in un trolley apparentemente abbandonato nel bar della stazione ferroviaria di Trieste è stata trovata dalla polizia alla vigilia della visita del Papa nel capoluogo giuliano avvenuta domenica. Secondo quanto ha reso noto il TG1 in un servizio mandato in onda alle 20 intorno alle 16 di sabato scorso, un uomo di fattezze apparentemente medio orientali è entrato nel bar della stazione ferroviaria con un trolley. Dopo essersi guardato intorno ha lasciato la valigia accanto a un tavolo e si è allontanato. Nel trolley gli agenti della polizia ferroviaria hanno trovato successivamente una pistola con relativo caricatore e munizioni. All'interno c'erano anche scarpe e vestiti ancora con le etichette. Resta in prognosi riservata, ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara, la triestina 69enne che lo scorso lunedì a Lignano Sabbiadoro aveva accusato un malore mentre stava passeggiando in mare vicino alla spiaggia assieme al marito. In preda ai crampi la donna era caduta in acqua rischiando di annegare. Il fatto è accaduto di fronte all'ufficio spiaggia numero 17 della località balneare. A trarre in salvo la 69enne era stato l'assistente bagnante che si è subito precipitato in suo aiuto trasportandola a riva praticandole le manovre di primo soccorso. In attesa dell'arrivo degli operatori sanitari le condizioni della donna erano parse subito critiche e quindi era stata trasferita a bordo dell'elicottero del 118 all'ospedale di Cattinara. Gorizia, l'ambulanza è in sirena diretta verso un intervento e l'incubo di ogni autista che si avvera all'improvviso nella forma di una Fiat 500 bianca che taglia la strada al mezzo di soccorso. È quanto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via del San Michele all'altezza di via Pola. L'ambulanza dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina stava procedendo in emergenza verso il centro quando all'improvviso sulla sua strada si è trovata di traverso l'utilitaria che dalla direzione opposta stava svoltando verso la salita di via Norma Cossetto. L'impatto è stato impossibile da evitare ed è stato violentissimo. L'ambulanza ha travolto la macchina sulla fiancata destra e l'ha spinta sul terrapieno della salita, dove poi è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica abbattendolo. Lo scontro ha richiamato sul posto decine di persone e quelli che erano soccorritori sono diventati pazienti da soccorrere. Sul posto con un'altra ambulanza di Asugin è arrivata anche una della Croce Verde. Un uomo di 80 anni, poco prima delle 18 di ieri, è stato trovato senza vita lungo via Gortan a Trieste. Alcuni passanti, notato il corpo a terra, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, è intervenuto anche il personale della squadra volante. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l'anziano, forse per le elevate temperature, abbia accusato un malore cadendo rovinosamente a terra e procurandosi un trauma cranico. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Su pianura e costa cielo sereno, poco nuvoloso per qualche velatura. Sulla zona montana cielo variabile con maggiore nuvolosità dal pomeriggio, quando sarà possibile qualche rovescio temporale. Temperature molto elevate su tutte le località con caldo afoso di giorno e di sera in pianura, anche di notte sulla costa, venti a regime di brezza. Temperature minime in pianura fra 21 e 24, le massime fra 34 e 36 gradi. Sulla costa minime fra 24 e 26, le massime fra 30 e 32 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.